3 diocesi, un unico grazie. A Canale d'Agordo domenica prossima alle 16 le chiese di Belluno Feltre, Vittorio Veneto e Venezia si uniranno per la celebrazione di ringraziamento per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. La celebrazione eucaristica avrà luogo all'aperto e sarà presieduta dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Accanto a lui i vescovi di Belluno Feltre, Marangoni e di Vittorio Veneto, Pizziolo. Circa 2000 i fedeli attesi in piazza Papa Luciani per un momento organizzato nei dettagli e che è stato al centro della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza riunito in prefettura. Mobilitati donne e uomini delle forze dell'ordine e della protezione civile. Le prenotazioni aperte nel sito della diocesi di Belluno Feltre si sono chiuse, ma domenica, dopo l'arrivo di quanti hanno registrato la propria presenza e hanno ricevuto il pass, sarà comunque possibile accedere alla piazza limitatamente ai posti che risulteranno liberi. Chi ha ricevuto il pass via mail deve arrivare entro le 14:30. L'amministrazione di Canale d'Agordo ha predisposto un piano per l'accoglienza e per i parcheggi. Parte dell'assemblea potrà seguire la messa dal vivo tramite un maxi schermo che è stato posizionato dietro il municipio a pochi metri dall'altare. Una giornata di gioia dopo quella vissuta domenica scorsa con l'impegno a vivere la testimonianza del nuovo beato.